Questo è uno dei laboratori da cui parte tutto quello che poi vedremo successivamente. È il laboratorio in cui vengono raccolti i campioni campioni biologici che arrivano dai pazienti, che possono essere di varia natura, dal sangue al plasma o addirittura al pezzo operatorio. E qui il campione viene processato, cioè viene sottoposto a una serie di tecniche che permettono di avere la separazione del materiale che poi sarà analizzato. Il materiale può essere diverso ovviamente e dipende da che cosa ci si prefigge con quella ricerca. Possono essere cellule, possono essere proteine presenti nella componente liquida nel plasma, può essere materiale genetico. E in questo momento vedete persone che stanno trattando diverso materiale e che alla fine porteranno questo materiale allo stadio successivo, che può essere un incubatore che vedete alle mie spalle per la crescita e la coltura, come si dice, delle cellule per fare poi dei saggi funzionali, oppure, come vedremo tra poco, un'ulteriore tappa per isolare da quella mistura di cellule che è stata derivata le popolazioni che ci interessano. Professore, secondo step, abbiamo le cellule analizzate, cosa succede? A questo punto la nostra preparazione di cellule dà delle cellule che sono indistinguibili ad occhio nudo, se non per la dimensione. A volte, ma non sempre, le cellule tumorali sono un po' più grosse delle cellule che compongono l'infiltrato. Dobbiamo distinguere chi è chi. Dobbiamo distinguere e a volte anche separare una popolazione ben precisa. Questo è uno strumento che è appena arrivato, è un acquisto recente, all'interno di una stanza, di una facility come la chiamiamo noi, che si occupa di citofluorimetria. La citofluorimetria permette, attraverso dei marcatori coniugati con fluorocromi, di fare una mappatura della superficie cellulare delle nostre cellule. Quindi, a seconda di questi marcatori che sono distribuiti in maniera diversa, utilizzando più fluorocromi, è possibile creare una specie di immagine propria, distintiva di ogni singola cellula. Però siamo ancora incapaci di prendere quello che ci interessa. Questo strumento fa proprio questa attività. Le cellule passano attraverso un flusso sottile, sono incatenate a passare una per una. I laser, ce ne sono diversi qui, in modo da poter valutare contemporaneamente 20 marcatori diversi. I laser puntano sulla cellula, viene indotta una fluorescenza che viene catturata e a seconda del segnale che si riceve e le informazioni che si danno alla macchina, quella popolazione particolare viene separata, viene mandata in un tubicino e quindi sappiamo che avremo una popolazione pura di quello che stiamo cercando. Quindi una popolazione, in questo macro insieme di cellule, una sottopopolazione che andremo a studiare. Possono essere le cellule tumorali, possono essere i linfociti o possono essere cellule endoteliali, ad esempio. Cito linfociti perché vedremo questo ha anche rilevanza su alcune delle linee di ricerca che sono in questo momento fra le più avanzate in campo oncologico. Professore, siamo nell'ultima fase di questo viaggio nell'analisi molecolare. Che cosa abbiamo visto adesso? Vi ho mostrato una macchina che si distingue da quelle precedenti anche per le dimensioni, come avete chiaramente potuto notare. È una macchina piccola ma fa delle cose ragguardevoli. Ad esempio, permette di inserire un codice a barre, un cosiddetto barcode genetico, al materiale genetico proveniente dalla popolazione che avevamo preso dalla tappa precedente. E avevamo arricchito una determinata categoria di cellule, un insieme di cellule, però come già detto, queste cellule sono singolarmente distinte, ciascuna è caratterizzata da una espressione di geni di particolare, quindi da RNA messaggeri diversi. Ciascuna, l'insieme di questi RNA messaggeri è una specie di
profilo molecolare individuale di una singola cellula. Come si fa a capire però, prima di prendere tutto il materiale genetico che viene da questa singola cellula? Bene, si coniuga, e questo è quello che la fa la macchina, con un codice a barre genetico che si inserisce nel materiale, nell'RNA di una singola cellula. Il codice è diverso. Quando poi estraiamo questo materiale genetico, lo mettiamo tutto insieme, lo sequenziamo, quindi abbiamo una idea complessiva, però sappiamo attraverso quel codice a barre distintivo che l'RNA appartiene ad un unico elemento cellulare. Attraverso poi le analisi bioinformatiche è possibile costruire mappe e capire come le varie cellule si comportano, come sono diverse l'una dall'altra e addirittura poter risalire a potenziali evoluzioni fra cellule diverse, cioè alcune cellule possono derivare da altre e quindi guardando questo alle modifiche della loro impronta genetica possiamo creare dei percorsi evolutivi. Quindi avere anche una mappa molecolare. Questo si applica a diversi tumori, non è un percorso specifico per un determinato tumore, ma consente di fatto una valutazione molecolare a livello di ogni singola cellula del nostro campione.